Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il nuovo questore di Udine, Alfredo D'Agostino, ha promesso maggiori controlli e sicurezza, non solo nelle aree calde della città come Borgo Stazione, ma anche a Lignano Sabbiadoro. Garantire i migliori standard di sicurezza non solo di Udine, ma anche dell'intera provincia, con un occhio di riguardo a Lignano in particolar modo in vista del Ferragosto. Si è messo completamente a disposizione del territorio il nuovo questore di Udine, Alfredo D'Agostino, promettendo un'attenzione particolare alle zone più calde della città come Borgo Stazione, dove la percezione della sicurezza tra i cittadini è piuttosto bassa. Diversi temi da affrontare, oltre a quello del contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una città ordinata, pulita, di un elevato senso civico evidentemente, che richiederà un impegno particolare per garantire appunto degli standard in termini di sicurezza che siano all'altezza della situazione. E tutti gli approfondimenti a voi la linea. Proseguiamo con le notizie di cronaca. Gravi disagi dalle 2 alla tarda mattinata di oggi sulle tratte ferroviarie Venezia-Trieste e Trieste-Tarvisio a causa di un guasto ai sistemi di gestione della circolazione. Spiega Trenitalia, il traffico ferroviario è stato fortemente rallentato, alcuni convogli sono stati soppressi da Cervignano a Trieste. Il guasto ha causato ritardi da 50 minuti e oltre 70 per i treni ad alta velocità, mentre i convogli Aeronite regionali hanno registrato ritardi superiori alle 2 ore. La situazione è tornata regolare dopo le 11 di questa mattina. Nuove violenze ai danni dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Ieri sera il capotreno e il macchinista del treno regionale Trieste Villa Opicina sono stati malmenati da un viaggiatore non appena giunti con il convoglio nella stazione di confine. Entrambi sono stati strattonati, picchiati e graffiati. Ad avere la peggio è stato il macchinista che era intervenuto a difesa del collega e che è dovuto ricorrere a punti di sutura. Sgomenti i sindacati di categoria che ribadiscono l'urgenza di trovare soluzioni e invocano l'immediata apertura di un tavolo con Prefettura, Regione e Trenitalia. Saranno celebrati giovedì nel Duomo di Belluno, sua città natale, i funerali di Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo, scomparso ieri a 57 anni. A dare notizia sono stati la moglie Sara e i 4 figli che hanno ricevuto testimonianze di vicinanza e di affetto da ogni frangia della società civile e politica. Nelle scorse ore a questo cordoglio si è unito anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inviato alla famiglia un telegramma listato a lutto. Profondamente colpito per l'immatura scomparsa di Omar Monestier, si legge nel testo, di cui ho avuto modo di conoscere e apprezzare la dedizione e la correttezza professionale. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 1.838, sono stati rilevati con 9.852 tra tamponi molecolari e test antigenici. Ricoveri in terapia intensiva sono 4, mentre le persone ricoverate in altri reparti 276. Si registrano 5 decessi, 1 a Gorizia, 2 a Pordenone, 2 a Trieste. 900 missioni all'anno, tempo di bilanci per il servizio di risoccorso del Friuli Venezia Giulia, che ieri ha compiuto i suoi primi 30 anni di attività. 30 anni di soccorsi dall'alto, sono trascorsi 6 lustri da quel 1 agosto del 1992, quando in Friuli Venezia Giulia ci fu l'inaugurazione dell'elisoccorso e all'indomani il primo intervento per portare in salvo un escursionista a Fusine. Da quella volta è stato un continuo susseguirsi di eventi che hanno cambiato il modo di soccorrere anche nelle condizioni più difficili. Oggi a guidare il servizio di elisoccorso è la dottoressa Alessandra Spasiano, medico rianimatore che coordina un qualcosa come 900 missioni all'anno. Da marzo di quest'anno siamo in assetto unico, che per noi significa essere un'equipe completa sempre. Quindi ogni giorno saliamo in elicottero in 5, il pilota, il tecnico vericellista e il tecnico del soccorso alpino che ci fa la sicurezza sostanzialmente in ambiente impervio, ma anche su strada, l'infermiere e poi c'è il medico. Diciamo che abbiamo dei tempi di soccorso arriviamo sul target in circa 13-15 minuti, sul target a seconda della gravità del paziente rimaniamo dai 25 ai 40 minuti diciamo, ed è un po' come trasferire la professionalità più alta che sono gli anestesisti e rianimatori dall'ospedale al territorio. 900 missioni all'anno, tempo di bilanci per il servizio di risoccorso del Friuli Venezia Giulia, che ieri ha compiuto i suoi primi 30 anni di attività.
La pagina economica, le generali hanno presentato questa mattina i conti del primo semestre dell'anno che risentono della complessa situazione internazionale. La Russia pesa sui conti del primo semestre delle generali. Il colosso assicurativo ha chiuso i primi 6 mesi del 2022 con un utile netto di 1 miliardo e 400 milioni di euro, in sensibile calo, ben 9%, rispetto al primo semestre dello scorso anno, quando era stato di 1 miliardo e 540 milioni. L'utile sarebbe stato stabile se non fosse stato necessario fare delle svalutazioni sugli investimenti in Russia. Forte invece la crescita del risultato operativo, salito a 3 miliardi e 100 milioni, con un incremento del 4,8%. Siamo stati in grado di raggiungere questi risultati in un contesto di crescente incertezza geopolitica e macroeconomica, ha commentato l'amministratore delegato Philippe Donnet, che ha anticipato che di fronte alla crescita dell'inflazione, Generali aumenterà significativamente i prezzi dei propri prodotti assicurativi. Donnet infine ha confermato che è in corso l'operazione di acquisto di azioni proprie per un valore complessivo di 500 milioni e per quanto riguarda la situazione in Italia e le imminenti elezioni politiche ha spiegato che il gruppo è attento ma non preoccupato per quello che avviene nel nostro paese. Con agosto arriva il periodo tradizionale delle vacanze. Dove andranno i friulani? C'è chi ha preferito la bassa stagione e chi punta invece a qualche giorno, rimanendo però in regione. Le vacanze dei friulani, tu sei già stata in vacanza dove? Sì, sono una studentessa, ho appena finito la maturità, quindi sono andata in vacanza di maturità a Barcellona. In Trentino, una settimana, sono andata a Lignano un po' con gli amici, adesso vado in Grecia 2 settimane con la famiglia. Abbiamo fatte quest'estate a Lignano, a giugno siamo andati. Scelto giugno perché costa meno, che per quanto tempo? Allora, siamo andati una settimana. E abbiamo la casa là, quindi era più semplice, ma anche perché c'era molto meno gente. Gli aumenti delle bollette, l'aumento del costo della vita, andare in ferie non è semplice purtroppo, una volta era più semplice. Andate in vacanza o no? Mettetevi d'accordo. No, non andiamo in vacanza, ci prenderemo 2 giorni solamente di montagna, però la vacanza classica non la facciamo. Montagna o al mare? In montagna. In Friuli o fuori? Anche in Friuli, perché no? Tu sei pronto per le vacanze? Prontissimo, ormai è agosto, fa caldo, però chiaramente in Friuli abbiamo tantissime opportunità. Lignano è la principale, Grado. Lignano è la prima scelta, diciamo. La prima scelta, esatto. In Friuli è stato individuato il primo rifugio riproduttivo della nottola gigante d'Italia. Alcune decine di esemplari del grande pipistrello sono state individuate all'interno di un bosco nella zona di Cervignano del Friuli. La nottola gigante vive e sembra prosperare in Friuli. Negli ultimi mesi una recente scoperta riscriverà la storia del grande mammifero alato in regione. Nella bassa friulana, all'interno di un bosco recintato di circa 20 ettari, sono state censite circa 240 nottole. La scoperta è nata quasi per caso, ovvero consultando un libro fotonaturalistico sui boschi umidi presenti nella golena friulana, realizzato dalla fotografa estone Anne Marnum. Sfogliando un libro che è uscito l'altro anno, che si intitola Selva lupanica, ho visto le foto di una nottola gigante in volo che usciva da un albero, un pioppo tremulo, e abbiamo iniziato ad approfondire. La foresta planiziale si trova nel comune di Cervignano del Friuli, all'interno di un'azienda faunistica venatoria privata. La notizia sbalorditiva di importanza nazionale ed europea è proprio quella di essere riusciti ad individuare per la prima volta in Italia una nursery di una specie che si riteneva quasi estinta, una delle pochissime mai rilevate in Europa. Proprio per tutelare ed evitare l'abbattimento delle querce e dei frassini, i ricercatori hanno informato il servizio biodiversità del Ministero dell'Ambiente della Regione, chiedendo l'istituzione di un biotopo necessario a proteggere la nursery mista. È stato pubblicato il bando per la gestione del servizio di prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie. Il costo complessivo è di 61 milioni di euro per 6 anni. Una media di 1 milione di telefonate all'anno da gestire con l'obbligo di rispondere a ogni utente entro 3 minuti. L'azienda regionale di coordinamento per la salute ha pubblicato il bando per l'affidamento del servizio di informazione e prenotazione telefonica, ovvero il numero 0434 223522, al quale si possono prenotare prestazioni sanitarie ma anche ricevere informazioni. Il servizio è da diversi anni in appalto e attualmente è gestito da un consorzio che racchiude Televita, Tesa e la cooperativa Confini. Il nuovo bando ha una durata di 48 mesi
a cui va aggiunto un possibile rinnovo di 24 mesi. L'importo totale sarà di 61 milioni di euro. Chi vince il bando dovrà garantire l'apertura dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 e 10 potenziali domenica all'anno. Dai dati della rilevazione di performance emerge che al call center nel 2021 si sono rivolti 1.074.000 utenti, quasi il doppio rispetto al 2016 quando erano stati 608.000, ma anche rispetto al 2020, anno con poco meno di 703.000 telefonate, a pesare ovviamente le prenotazioni dei vaccini. Lo scorso anno ci sono state 267 segnalazioni di utenti insoddisfatti, pari allo 0,024% degli utenti e la metà rispetto alle 0,052% del 2020. Dopo 4 anni, Cristiano Pizzo ha lasciato il coordinamento della CISL di Pordenone per entrare a far parte della segreteria regionale. Al suo posto, Denis Dalla Libera. Cambio alla guida della CISL di Pordenone. Dopo 4 anni, Cristiano Pizzo lascia il posto a Denis Dalla Libera, già responsabile del settore metalmeccanico all'interno del sindacato. Pizzo si dedicherà esclusivamente al ruolo che già ricopre da un anno di componente della segreteria regionale della CISL. Lascia un territorio, quello pordenonese, che in questo momento, se faccio la fotografia oggi, è un territorio che non ha grossi problemi di occupazione, che non ha grossi problemi di produzione, di attività per quanto riguarda le principali aziende, nonostante alcune casse integrazioni dovute non tanto a problemi di visione delle aziende, ma al reperimento dei materiali. Chiare le linee guida di Dalla Libera. La crisi è palese, sta arrivando e quindi noi dovremo affrontare, come abbiamo sempre fatto, i problemi dei lavoratori. Noi siamo già pronti per il mese di settembre, quindi dal punto di vista CISL noi dovremo essere organizzati con i nostri servizi, dovremo essere organizzate le nostre categorie per poter confrontarci con i lavoratori. È chiaro che il quadro politico degli ultimi giorni sta peggiorando la situazione e noi siamo molto preoccupati. Sicuramente la CISL, come è sempre stato, avrà sempre le sue porte aperte, perché ricordo che anche in periodo di pandemia noi siamo sempre stati aperti a tutti i lavoratori. Successo a Udine per More Than Jazz, la rassegna musicale in programma per tutto il mese di agosto. Per More Than Jazz, quarta rassegna sulla musica di improvvisazione in programma sino a fine agosto a Udine e 5 comuni limitrofi, a cura della cooperativa Simularte con sostegno di Regione, Comune di Udine, Fondazione Friuli e pool di sponsor. Corte di Palazzo Morpurgo a Udine ha ospitato il concerto del trio Daniele D'Agaro ai sassofoni e clarinetti, Giovanni Maier al contrabbasso e Zlatko Kaučić alla batteria e percussioni. Il loro nome prende spunto da un album di Coleman Hawkins, sassofonista statunitense universalmente riconosciuto come musicista che ha contribuito all'identificazione fra jazz e sassofono, col proposito di esplorare nuove frontiere stilistiche. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.